Famiglie, di nuovo centro virtuoso delle politiche sociali dei comuni, un'opportunità praticabile nonostante la crisi da profondo rosso in cui versano le amministrazioni locali grazie a nuove sinergie con la sfera privata. Un'opportunità scandagliata da ANCI Veneto in un nuovo direttivo che ha voluto valutare la possibilità di nuove agevolazioni nell'ottica di un rinnovato e costruttivo dialogo tra pubblico e privato. Chiaramente va normalizzata una diversa contrattualizzazione rispetto ad oggi. Gli asili nido non possono più avere i contratti delle scuole, devono essere gestiti non più dalle famiglie oppure comunque non più dal pubblico, dalle famiglie oppure dalle cooperative specializzate. Chiaramente bisogna in qualche modo controllare e contenere i costi e magari anche riuscire ad elevare la qualità del servizio. Poi bisogna anche parlarsi chiari, ai rapporti ISEE bisogna aggiungere il redditometro perché chi ha diritto effettivamente deve essere aiutato ed assistito, chi non ha diritto deve aprire il suo portafoglio. Bisogna che tutti quanti ci mettiamo in un certo ordine di cose, non tanto per tagliare il servizio, ma invece anche a rafforzarlo il servizio, ma organizzarlo in modo che non consenta a nessuno di fare spreco. Spunto per la nuova riflessione di ANCI Veneto sui bisogni delle famiglie e sulle possibili nuove sinergie per sostenerle sono stati i progetti della Provincia Autonoma di Trento sulla base di una nuova visione delle politiche familiari giocata sull'intreccio di investimenti, controllo e coordinamento. Dal reddito di garanzia agli alloggi a canone moderato, dalla conciliazione tra famiglia e lavoro fino a piccoli ma strategici interventi come il family taxi, le spese a domicilio anche sul posto di lavoro o locali pubblici amici dei bambini sono gli spunti che ANCI Veneto ha preso modello per questa riflessione che parte da un presupposto sostanziale: ripensare al futuro in chiave di famiglia, sempre e comunque, e di bambino in particolare. I bambini sono, come dire, il futuro della nostra società. Se un sindaco o ANCI non riesce ad inculcare in area di governo questo tipo di mentalità, mi pare che falliremo il nostro mestiere.